Assessore Paola Roma, oggi è una giornata importante per lo sport, per i giovani, per tutta l'area della Pedemontana del Grappa. Sì, davvero un bellissimo lavoro che l'amministrazione ha fatto di squadra, sia con la parte dei finanziamenti che è riuscita ad attrarre, ma sia davvero per il lavoro di squadra per un territorio, perché vicino, proprio attaccata a questi impianti, proprio essere la presenza proprio delle scuole, quindi questa opportunità non solo per i ragazzi, per le loro famiglie, ma anche che raccoglie in maniera sicura anche l'opportunità per gli anziani di poter avere un'attività sportiva, sempre più un'attività diversa tra diversi sport, ma anche l'opportunità legata al motocross, che permette anche di valutare questa attività sportiva come attività preventiva per mettere i ragazzi anche di fronte alla velocità e davvero fare un lavoro di squadra. Sono molto contenta del collega Annalisa Rampin per quell'attività che ha svolto in questo territorio, perché permette veramente di coniugare anche sanità e sociale, che è davvero per promuovere il benessere legato a tutta la sua comunità e alle comunità limitrofe.